Da oggi il comune di Eraclea ha un commissario straordinario prefettizio per l'amministrazione provvisoria. Questa mattina è arrivata l'ufficialità della nomina di Giuseppe Vivora, 45 anni, originario di Foggia e viceprefetto aggiunto di Venezia. Ad indicarlo è stato il prefetto lagunare Vittorio Zapparorto. Si tratta di un altro passo importante verso lo scioglimento del Consiglio Comunale di Eraclea, che però ora dovrà essere ratificato con decreto a firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ormai però, dopo le dimissioni diventate definitive del sindaco Mirko Mestre, arrestato lo scorso 19 febbraio nell'ambito della retata in Veneto contro la camorra, il dado è tratto. Così il comune di Eraclea, finito nella bufera con accuse pesantissime, prova a rialzare la testa. Vivora dovrà traghettare l'amministrazione comunale per poco più di un anno, fino alla primavera 2020, in quanto le dimissioni dell'ex sindaco Mestre sono giunte fuori tempo utile per andare al voto già il 26 maggio prossimo nell'Election Day per le elezioni europee ed anche amministrative in alcuni comuni. Il nuovo commissario è già conosciuto nel veneziano e si è fatto apprezzare sul campo. Tra il 2009 e il 2011 è stato impegnato come componente dell'ufficio dello Speciale Osservatorio regionale sul credito, poi a supporto del commissario delegato per l'emergenza nomadi in Veneto e poi anche durante l'emergenza immigrazione nella nostra regione. Un'esperienza importante che lo ha fatto designare ora per questo nuovo delicato incarico. Sulla notizia della nomina in comune Eraclea nessuno parla.